Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti a Fiano Romano. Questo è il Palapertini, questa è Women Roma Audace Verona, 15ª giornata della Serie A Tesis. Giocata su Cecco Belli, saltata, pallone per Ficeto, Tampa, poi Barban calcia colpendo l'esterno del palo. Fischia il direttore di gara, Bertè, rincorsa, poi profondità per Lucentini in area, restituisce il pallone a Bertè che deposita in rete sbloccando la sfida. 1-0 Roma al settimo del primo tempo, la firma di Bertè al settimo gol in campionato. E poi Tampa che va via, Tampa entra in area, mette in mezzo, Bertè con la porta vuota fa doppietta, uno dei gol più semplici della sua carriera per la numero 8 e allora doppio vantaggio per la squadra di Seli Gagliardo. Deve ancora recuperare la migliore condizione mentre arriva intanto il tris della Roma con la firma di Praticò. 3-0 e decimo gol in campionato per Silvia Praticò. Cecco Belli, Sestari, eccolo il miglior portiere del mondo, Bertè in mezzo, il tocco di Tampa, il poker della Roma, 4-0 dopo 1 minuto e 32 secondi della ripresa. C'è gloria anche per la regina Tampa. Secondo tempo in cui è arrivato il poker di Tampa che adesso viene cercata da Bertè. Tampa con il destro, la incastona, una gioia per gli occhi, ma è arrivato il fischio del direttore di gara che ci nega un gol stupendo della 5. Tampa. Pallone sulla destra, poi in mezzo e arriva il gol di Cecco Belli. C'è gloria anche per il capitano che firma il 5-0 della Roma. Recupera Bertè, poi il pallone per Simongini, esordio da sogno in Serie A per la numero 44 che festeggia così la sua prima volta tra le grandi. 6-0, giornata da incorniciare per Martina Simongini. Numero 21 Zandonà perde il pallone, un brutto pallone, ripartenza Roma 2 contro 1, palla sul secondo palo e arriva un altro gol, esulta Tampa, 7 bello Roma a 8:45 dal termine del match.
Lucentini. Allora Lucentini con qualità, Lucentini per Neroni, Lucentini diventa un assist per Pratico che fa doppietta. 8-0 Roma. Recupera e riparte Ceccobelli per Simongini, si chiude il triangolo, Ceccobelli davanti a Zardini, Ceccobelli frenata, poi arriva sempre lei, Tampa, 9-0 della Roma. Chiude Maretti, pallone buono per Barban che ha un'autostrada davanti a sé e non la spreca, trovando il gol della bandiera. Trafitta Sestari che non la prende benissimo e allora arriva il gol dell'1-9 firmato da Melissa Barban a 12 secondi dalla sirena. Praticò, prova un ultimo spunto, conclusione respinta da Zardini sulla sirena. Finisce qui a Fiano Romano con la Roma che travolge per 9-1 l'Audace Verona. 13ª vittoria in campionato per le giallorosse che salgono a quota 39 punti in classifica e riscattano il KO della settimana precedente contro il CMB.